TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 5 circa di oggi, mercoledì 9 ottobre, per le ricerche di un 78enne caduto nelle acque del fiume Piave, mentre operava per la movimentazione del ponte di barche Zamuner a Fossalta di Piave. Impegnati nelle ricerche la squadra dei vigili del fuoco di San Donà, esperti in topografia applicata al soccorso, sommozzatori e unità SAPR, che sta per Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto del Nucleo Regionale del Veneto. Richiesto anche un sorvolo da parte dell'elicottero del reparto volo di Venezia. Sul posto tecnici dello Spisal e carabinieri per l'allattamento sulle dinamiche dell'incidente. Ancora cronaca. Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre la Polizia di Stato ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un giovane. In particolare, la vittima, mentre passeggiava a Marghera, sarebbe stata avvicinata da un giovane uomo, il quale, dopo avergli sottratto una banconota da 10 euro, per garantirsi la fuga lo avrebbe minacciato con una siringa sporca di sangue, per poi allontanarsi rapidamente. Gli operatori della volante della questura di Venezia, giunti sul posto grazie alla descrizione fornita dalla giovane vittima in breve tempo, sono riusciti a rintracciare e a fermare il sospettato, il quale è risultato già con precedenti di polizia ed è stato arrestato oltre che denunciato all'autorità giudiziaria per l'inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia, in attesa di direttissima, all'esito della quale il giudice, oltre a convalidarne l'arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Cambiamo argomento. È stato pubblicato sul sito del Comune di Venezia il bando Posti Barca 2024 per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di concessioni acque e l'istituzione nei rii e canali interni di nuovi spazi per soste brevi a tempo pali blu. Da domani, giovedì 10 ottobre, dalle ore 13, sarà possibile fare domanda sul portale Dime. I posti acqua messi a bando sono complessivamente 390. È requisito di partecipazione per le persone fisiche avere la residenza nel Comune di Venezia o la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale o di locazione di un'unità immobiliare a uso abitativo proprio in centro storico o nelle isole. Non sono ricompresi nell'uso abitativo proprio gli immobili con destinazione d'uso turistico ricettiva. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente online mediante utilizzo di SPID o di carta nazionale dei servizi. Il costo di istruttoria è di 50 euro, mentre l'imposta di bolla è di 16 euro. Si potranno pagare i diritti con tutte le carte di credito. Voltiamo pagina. Si è svolta questa mattina in piazza San Marco la consegna dei diplomi di laurea ad oltre 1000 studenti di Ca' Foscari. Ad aprire la cerimonia è stata la rettrice Tiziana Lippiello, che ha accolto le neodottoresse e i neodottori sul palco per la proclamazione. A portare le congratulazioni del Comune di Venezia è stato il consigliere con delega Città di Venezia Cultura Progetto Futuro Stefano Zecchi. Ca' Foscari, ha detto, è una celebre università in cui bisogna essere orgogliosi, ha detto rivolgendosi alle studentesse e agli studenti. Stiamo vivendo un momento storico particolare, ma la cultura e lo studio ci consentono di andare avanti e superare le difficoltà che incontrerete nella vita. Focalizzatevi sulle vostre passioni e sui vostri sogni, trasformandoli con umiltà in idee e poi in realtà. Fondamentale è il rispetto per il prossimo. La cosa più difficile da imparare e insegnare è quella di ragionare con la propria testa per essere liberi. La cerimonia si è chiusa con il tradizionale lancio del tocco. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.